Salve a tutti, oggi parliamo del Mukian Chong. Questo strumento è particolare nella pratica del Wing Chun Kung Fu. Chiaramente è stato molto sponsorizzato e pubblicizzato anche attraverso il film di Ip Man. Spesso si ignora l'uso, spesso lo si esegue prima del tempo e questo non va bene. Il Mukian Chong è uno strumento di precisione, quindi adesso in questo piccolo video vi farò vedere bene da più angolazioni come si utilizza il Mukian Chong con l'utilizzo di potenza, di energia e di tutto quello che concerne appunto la pratica di questo strumento di allenamento. Come avete visto nel video, c'è un determinato modo per eseguire l'uomo di legno o Mukian Chong, la traduzione esatta è l'uomo di legno. Nella Wing Chun Academy, l'accademia che nasce nel 1992 ad opera di Grandmaster Paul Tang, Mio Sifu e Master William Pons, si va a operare con questo strumento ad un certo punto della pratica, non subito, perché non ha senso. È come voler partire con una Ferrari quando non sai nemmeno andare con una 500, con un'utilitaria. Quindi è molto importante comprendere quello che è l'utilizzo e quello che ci dà la pratica del Mukian Chong. Quindi questo video spero sia stato utile a tutti voi per capire un po' come si utilizza e soprattutto per sentire come si utilizza. Ricordiamoci che in Cina la pratica del Mukian Chong si sentiva più che si vedeva, quindi molto importante da comprendere la sensazione che dà. Con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata.